los bochari. Amaru jomka pindiri pindiri. Amaru kusibala sobraniari. Shuri paradiso non mi facima senza midugia. Certo ma non va su di massa bella. Mi dici no picchi mangia o ci buggia. Shuri, shuri, shuri di tufura. La musica mi dà sti piruto. Shuri, shuri, shuri di tufura. La musica mi dà sti piruto. Lui si chiama Ezio e avete capito quello che ha detto, no? Hai una zita che si chiama Neggia, beggia di facci ma senza medugia. Ci domandai un vasone, ma sta beggia mi disse no perché mangiai cipugia. L'abito era brutto, figuriamone se si mangiava l'aglia. La festa si svolge qui ad Agrigento dalla prima domenica alla seconda domenica di luglio. E un'antica usanza vuole che chi ha ricevuto delle grazie da questo santo, cioè ad esempio se uno ha un incidente e si rompe una gamba, ci fa un pane e lo fa a forma da gamba o da grazia, cioè di qualsiasi cosa che lui ha rotto, qualsiasi altro. Mi scordavo una cosa, cioè ci sono ad Agrigento i devoti di San Calogero, che si chiamano i Tammurinara. E chi sta ad esempio con sono 10-15 cristiani che hanno questa devozione, vieni qua Alessandro. Hanno questa devozione e si riuniscono 4-5 mesi prima che si svolge questa festa e fanno le prove, cioè si esercitano a suonare col tamburo. Poi girando, cioè la festa dura una settimana, girano per le strade di Agrigento, si fermano davanti alle case o davanti ai negozi e poi questi negozianti gli regalano qualche cosa in soldi oppure gli offrono da bere. Adesso Alessandro vi farà ascoltare, che è chiaro che il bambino è piccolo e ha un tamburo piccolo, ma quando sono grandi hanno i tamburi anche già grandi, in base all'età. Adesso vi farà ascoltare come viene suonato il tamburo, proprio i tamburinara suonano da questa.